Venezia con la RAI, con la Misericordia e col suo pubblico l'ha sempre dimostrato. È importante che assieme si vinca e si vince. Uno di qua e uno di là non si vince mai. Una grande lezione di vita quella di Tonino Zorzi qualche anno fa durante un incontro alla Scuola Grande della Misericordia per il centenario della Ligabue. Oggi il mondo del basket piange lo storico giocatore e allenatore che si è spento all'età di 88 anni dopo una lunga malattia. A darne l'annuncio il figlio Maurizio con un post sui social. Ti voglio ricordare così, si legge, orgoglioso di quella palestra dove tutto è iniziato. Nonostante tutti i nostri casini ti ho sempre voluto bene. Ciao papà. Goriziano di nascita, veneziano d'adozione, soprannominato Paron, Zorzi, malato da tempo, ha allenato oltre la Goriziana gli Orogranata per 12 stagioni. Come coach con Venezia ha raggiunto la storica finale della Coppa Corac nel 1981. Nella stagione 2009-10 ha ricoperto il ruolo di senior coach nella formazione allenata da Andrea Mazzon. Io ho avuto la fortuna personale di giocare spesso da giocatore contro le squadre allenate da coach Zorzi, ma non essere mai stato allenato da lui. Invece nel 2009-2010 ero entrato a far parte del mondo Rogranata seguendo da senior coach Andrea Mazzone, quindi ho avuto l'opportunità di conoscerlo più profondamente e quindi collaborare con lui. Ed è stata un'esperienza fantastica che poi da quel momento non si è più interrotta con telefonate, visite ed incontri. È stata una persona che poi in questi anni è stata vicina anche nel consigliarmi e nel seguire il mio percorso. Zorzi è stato eletto miglior giocatore della pallacanestro varese di ogni tempo. Ha disputato 22 presenze in nazionale, collezionate 215 totali e 3.948 punti in massima serie. 5 promozioni dalla Serie A2 alla Serie A1, di cui 3 con l'Umana Reyer.